Il ritiro di Urbi e Torbi che consegna 2 punti a Massimo Castaldo, ma lasciano strada Osiri Deron, Vincenzo D'Alessandro, Upupa RL, Romain Derieux, Socrate Benalla, Ale Gocciadoro, Taormina Mail, Lorenzo Baldi, T42 Font, Jos Verbeck. In seconda fila Solens Petit, Maurizio Cheli, Wozzi, Andrea Farolfi, Ursus TFT, Ale Raspante, Osiri De Griff, Giampaolo Minnucci. Macchina che va per lasciare i concorrenti partiti. Dall'esterno Taormina Mail e T42 Font in vedetta. Si ritrae T42 Font alle spalle della leader Taormina Mail, poi Upupa RL, per linee esterne Socrate Benal, quindi Osiri Deron, il lancio in 14-2. Davanti alle tribune Taormina Mail, leader nei confronti T42 Font, risale gradualmente Socrate Benal, prende la via del largo Solens Petit che va a far coppia con Osiri Deron, poi un gap abbastanza evidente al termine del quale Osiri Deron Griff lascia in coda al gruppo Ursus TFT e Wozzi. Si formano più o meno pariglie lungo tutto l'arco del gruppetto, visto che c'è anche la mossa di Osiri Deron dalla corda. Ha moderato l'andatura intanto Taormina Mail all'avanguardia, Socrate Benal all'esterno. In tasca c'è T42 Font che precede lungo i birilli Upupa RL, per le vie brevi va anche Ursus TFT, il treno esterno è sempre aperto a Socrate Benal, è composto da Solens Petit, Osiri Deron e alla retroguardia Osiri De Griff e in coda a tutti Wozzi. 34 in seconda frazione, davanti alle tribune a poco più di un giro dalla conclusione. In vantaggio Taormina Mail nei confronti sempre della coppia composta da T42 Font e Socrate Benal, dalla cui scia prova a venire via Solens Petit. Le cui mosse sono seguite da Osiri Deron e Osiri De Griff. Scompare Socrate Benal, Taormina Mail è pedinata da T42 Font per le vie brevi, Upupa RL, arriva il treno esterno capeggiato da Solens Petit e composto da Upupa RL e Osiri De Griff, tagliato fuori da Ursus TFT, il completamento del miglio in 2 minuti e 8 decimi per Taormina Mail, la mossa in terza corsia da parte di Osiri Deron, problemi per Solens Petit, accelera Taormina Mail che se n'è andata dalla compagnia, lascia T42 Font avanti a Upupa RL che finisce bene a 100 dal termine, in vantaggio Taormina Mail, ancora Lorenzo Baldi, seconda è Upupa RL, Romain Derieux. 2-1 appena abbondante l'ultimo miglio, 37 gli ultimi 4, il successo di Taormina Mail. I secondi 10 punti per Lorenzo Baldi che con 25 mette una seria ipoteca, se non la definitiva conquista di un posto nei 3 che prenderanno parte all'atto conclusivo del Superfrustino, merito di Taormina Mail. Maurizio Cheli in veste di allenatore, i colori di Marco Lasi al secondo Upupa RL, Romain Derieux al terzo T42 Font, Jos Verbeck al quarto Ursus TFT, Ale Raspante al quinto Osiri Deron e Vincenzo D'Alessandro Junior.